Antonio, tutti gli amici presenti stasera, l'impegno importantissimo anche di Teresa Loi e grazie a tutti voi perché siete sempre presenti alla nostra iniziativa. Quindi continuiamo oggi, poi sarà 30 un altro grande appuntamento e quindi finiamo come si dice io non aggiungo altro e invito a godervi lo spettacolo. Grazie. Abita Giovanni. Era un uomo mite. I fitti riccioli appena brizzolati che gli coprivano la testa, la larghezza smisurata delle narici in quel suo naso aquilino, la pelle olivastra e sottile dai riflessi rame svelavano del suo aspetto la componente africana, il sangue saraceno. Lo vidi una volta a Salvenor con sua moglie Maria Mortone. Io ero stato convocato all'abbazia in qualità di scrivano del regno per comporre le cartole di certe donazioni. L'abate Bernardo mi chiese di stilare alcuni atti di donazione per il monastero, tra questi quelli del buon Plabe. Lui e la sua consorte erano venuti per donare a San Michele i propri beni a salvamento delle loro anime. Dopo gli atti formali uscimmo dall'aula capitolare verso il portico del Pronao. Nello stringergli la mano, quasi distrattamente, gli domandai ragione di quel suo singolare patronimico sarachino. Nei suoi occhi di cristallo nero, resi ancora più profondi e misteriosi dalle folte sopracciglia sporgenti, lampeggiò uno strano bagliore. Alzando il capo mi fissò con fierezza e disse, quasi rivelasse un segreto terribile. Il mio nome è legato ad una storia antica, ormai provvidenzialmente dimenticata. La mia famiglia discende da uno dei nobili compagni del grande Mujahid al-Amiri, che tentò di riconquistare un regno in quest'isola. Più di 100 anni fa. Tu sai bene come sia difficile ed imbarazzante per uno come me
sospeso tra due mondi contrapposti, parlare di queste cose. Soprattutto oggi che i saraceni sono ancora più disprezzati ed odiati. Sono infedeli, gli risposi, seguaci di un certo Maometto che ha loro insegnato l'errore di non riconoscere il vero Dio e Signore della Santissima Trinità. È Gesù Cristo quale nostro Salvatore, perciò sono detestabili. Ma soprattutto perché costituiscono per noi cristiani un pericolo costante ed incombente, essendo pirati, razziatori, assetati di sangue, di schiavi, di bottino. Plabe Sarachino mi guardò intensamente, in modo ancora più enigmatico, e mi rispose secco. Come i pisani, i genovesi, disse, oggi alleati del nostro giudice contro i pirati, contro i saraceni. Ieri contro di noi pirati essi stessi. E chissà, domani usurpatori, dopo essere sbarcati come amici nei nostri porti. Aveva ragione. Non era un problema di fede in un Dio o in un profeta, ma di cupidigia, che vuole in Oriente come in Occidente. Ammutolì, rendendomi conto che questo discendente di infedeli, questo mezzo sangue, imbevuto d'orgoglio a motivo dei suoi terribili antenati, aveva appena donato al Signore tutto quello che possedeva, secondo il comando più alto del Santo Evangelo. Signore.
Una brezza fresca aveva cominciato a soffiare da nord-est. Tutta la valle, da Sacargia fino ai monti di Gallura, rabbrividì. Prese corpo rapidamente in raffiche sempre più forti che spazzavano gli altipiani circostanti. Il maestrale si impadronì così del mare e della terra. Plabe Sarachino fu certamente consapevole del mio imbarazzo, ma ancor più del mio desiderio di sapere. Ebbene, non dovetti insistere oltre, lui proseguì. Sarachino disse: in realtà è un soprannome che le usanze sarde, non difformi in questo da quelle musulmane, hanno trasformato in cognome. Il lato saraceno del mio sangue, appunto, viene da lontano. 3 generazioni hanno percorso un tempo di 100 anni. Da quando Abu al-Futat Abid al-Gurgani, questo è il nome del mio antenato, dovette abbandonare la Sardegna lasciando in questo luogo il suo seme. Quei suoi occhi di fuoco, implacabili, scrutavano ormai nei miei sentimenti, non so come soggiogati in quel suo sguardo vidi gli occhi del saraceno Abu al-Futat, appena evocato. Il volto di Plabe trasfigurò, mutandosi in quello del suo avo. Le parole fluivano avviluppate dal maestrale. Il racconto allora divenne il mare in tempesta e la nave del grande Mujahid al-Amiri e l'isola dei martiri e lo sterminio terribile e crudele.
ogni cosa cristallizzata in un antico incantesimo. Pareva il luogo ideale per sbarcare. Era ormai giunto il tempo di dare il decisivo avvio alla conquista della Giazira de Sardinia. Questa terra misteriosa posta nel cuore del Mediterraneo sarebbe diventata il cuore del suo nuovo regno. Il regno di Mujaid al-Amiri. Non era un arabo, ma uno degli Amiridi. Non apparteneva alla discendenza del profeta, era soltanto un Mawai, un liberto. Benché valente guerriero e stratega, aveva dovuto abbandonare Cordova quando il regno degli Omayyadi si era frantumato in piccoli principali. Le sue origini gli avevano precluso il califato a Tortosa ed Enia, dove era divenuto soltanto governatore. Il suo desiderio si rivolse quindi al mare, alle isole, alle ampie terre dei Rumi di Sardegna. Il suo Dio lo chiedeva. Mujaid impiegò 5 anni ad armare una flotta di 120 navi da guerra e con essa partì. Era l'anno 1010 del calendario cristiano. Provenendo dalle Baleari dopo averle conquistate, aveva costeggiato l'intero lato occidentale della Giazira de Sardinia, oltrepassando la piccola isola dell'Asino. Aveva navigato poi a basso cabotaggio per l'ampio golfo del nord fino a doppiarne il capo in faccia ai litorali della Giazira da Corsica, presidiata dai Franchi. Si era accuratamente tenuto lontano dai porti e dalle città della costa per poter creare in un punto isolato una fortificazione. Riparo a terra per la flotta, e fu così quando un grappolo di scogli e piccole isole appagarono la sua ricerca. Nell'arcipelago prospiciente la proda sarda nel dedalo dei canali, sulla Jazirat al-Tarfanigia, l'isola più grande, poté finalmente alzare il labro della mezzaluna. Alcune scorrerie lungo la costa erano servite per assaggiare le consistenze del nemico. E ben presto donne e bambini divennero bottino di guerra. Il precario accampamento di bianche tende si era così popolato in breve tempo di schiavi.
Oh, Lisabe. Nessuno sapeva dove e quando era stata catturata. Oh, Lisabe. Piccola di statura, ma perfetta in ogni sua parte. Era elastica, armoniosa nei suoi movimenti che una rozza tunica di lana non impicciavano. La pelle morbida, gli occhi di mare, i capelli lisci e neri, lunghi fino sulla schiena. Impressionarono lo sguardo dell'arabo Abu al-Futah e il suo cuore impazzì. Questo è un dono del cielo, pensò quando la vide passare col suo silenzioso passo da gazzella. Il nobile Abu al-Futah vide al Gurgani, dimenticò i giardini di Deni e i fiori del suo harem e disse a quell'apparizione sovrannaturale di fermare il tempo, di non scomparire in quel tramonto di aprile. Non fu difficile ottenerla in regalo da Mujahid. E la tenda del guerriero divenne un roseto di delizie. I mesi però scivolarono come sabbia ed il tempo della conquista arrivò. Abu al-Futah si alzò prima dell'alba, indossò la cotta da combattimento, cinse la scimitarra e fissò lo scudo sulle spalle. Con accuratezza scelse la lancia, saggiandone l'equilibrio con gesti misurati. Bendò la testa nel turbante, con il cuore oppresso dall'incertezza dello sbarco, sicché quell'ultima notte d'amore, nella quiete dell'accampamento, gli sembrò davvero l'unica di tutta la sua vita. Hatinya pun di beda ilmu
ricco di tante battaglie, era accanto al suo signore quando l'alba vide le vele spiegate dell'intera potente flotta saracena. Abu al-Futah era accanto al suo signore quando udì bene le parole premonitrici di Arub, il pilota. Il mio signore disse: i delfini si percedono a branchi. Presto arriverà il vento del nord. Occorre tenersi lontani da una costa che non conosciamo bene. Ma nessuno poté obiettare all'ordine peremptorio di Mujahid. No, disse, entriamo al riparo dell'approdo. Prima di notte completeremo lo sbarco. Il tempo si rastremò in un istante. Ecco profilarsi all'orizzonte nubi immense, terribili draghi al galoppo che oscurarono il cielo. Il maestrale sopravvenne all'improvviso e con un ruggito orrendo finì per scagliarsi nel cuore della baia e concorrere al furore del mare spumeggiante. Così venne la tragedia tra i legni in manovra. Sulla riva apparvero allora i rumi di Sardanica. Sicuramente da giorni non visti seguivano da terra i movimenti della flotta, desiderosi di vendetta. Il disastro si compì nel cuore del meriggio. Arub, il primo pilota, impazzito dal dolore, correva per tutta la lunghezza della nave ammiraglia, percottendosi il petto e gridando: lo avevo avvertito, glielo avevo detto, che tragedia, che orrore! Che Dio ci salvi. Aduna. Il vento di maestrale gettava le navi da guerra sugli scogli. I superstiti che riuscivano a prendere terra venivano catturati dai rumi di Sardanica, sgozzati, mutilati all'istante. Mani, arti, teste isate su lunghe pertiche, paesavano il tripudio dei carnefici. Risa sguaiate, ululati allimaneschi e canti di scherno accompagnavano lo scorrere del sangue lungo gli scogli, sulla sabbia, fino a macchiare la candida spuma delle onde. Mujahid al-Amiri, il signore di Venia, impietrito sul ponte di comando, piangeva, disperato ad alta voce, solo nell'anima, impotente. Incurante dei timori del primo pilota, aveva condotto la sua flotta in quella baia chiusa. Abu al-Futah, Abid al-Ghurghani non poté mai più dimenticare quell'ora, né le parole di Arub, il primo pilota, che avanzando verso Mujahid con lo sguardo vitreo ripeteva ormai meccanicamente l'antico versetto: piange l'animale, ma io
perché questo animale piange per dapocaggine. Si salvò solo la nave ammiraglia, che ve le spiegate, velocemente prese il largo verso le terre d'Iberia. Grande e terribile era stata la strage. La piccola isola di quella baia di sangue fu ricordata per sempre come l'isola dei martiri. Jazira as-Suada. Mushaid al-Amiri lasciò il suo onore di condottiero in quella terra crudele. Abu al-Futata Bite al-Gargani lasciò i suoi occhi di cristallo nero nel cuore di una piccola schiava. Affido a questo condache in forma di racconto la memoria delle parole, delle vicende e della persona di Plabbe Sarachino, discendente
latte di infedeli conosciuto nel tempo della mia giovinezza. E ripongo nei segni di queste cartole in modo semplice e disadorno, desiderando l'edificazione di molti, non una esposizione estesa e completa di tutto quanto avvenne, poiché di alcuni accadimenti non fui testimone, ma di quanto vidi e seppi e di quanto ho potuto investigare intorno ai misteri, ai misteriosi disegni della provvidenza, la quale si degnò di mostrare l'ineffabile splendore della sua opera in questo giudicato di Gallura affidato al martire Simplicio, sotto la cui protezione noi crediamo essere governati e salvati. E in questa nostra isola di Sardegna, patria oscura e recondita, perduta nel cuore del grande mare, volendo nos a Deo colligere ed erecta e tinere. A salvamento della sua anima, come io, scrivano del regno, posso testimoniare, la provvidenza seppe guidare Blabe Sarachino a donare al Signore tutto quello che possedeva, secondo il comando più alto del Santo Evangelo. Ogni rievocazione in sé racchiude un rarefatto confine posto tra le visioni della mente e i tratti della realtà. Confesso di non poter ormai più distinguere nitidamente nei labirinti del tempo trascorso i ricordi reali dai fantasmi della memoria. Ma ogni cosa è allegoria nei giardini magici dell'eterna verità. Consegno perciò all'indulgenza di chi sa esercitare l'arte del discernimento la narrazione dei mirabilia occorsi nell'epoca in cui principiò e venne a compimento questa divina avventura. Oh
Laura Fresi, Sandro Fresi. Bene, abbiamo finito, vi siete salutata e vi ho dato appuntamento a questo evento inveniente che come non scoccare a testa, insomma, non che le sottrinta ma non scoccare a testa è possibile.